Fervono i preparativi in questa prima giornata di Friuli Doc. Dopo sentiremo anche direttamente i protagonisti del taglio del nastro che si è verificato ormai da pochi minuti, e ci troviamo appunto in uno dei principali stand della Carnia, il ritorno della Carnia in piazza 20 settembre. Non ci sono più i Covid box che dividevano le varie zone della festa, ci sono però i controlli al Green Pass, e allora andiamo a vedere, grazie al nostro Gian Domenico Ricci, un po' come si fervano questi preparativi in questa puntata di Screenshot del giovedì dedicata appunto al Friuli Doc. Andiamo direttamente nella cucina della Carnia. Eccoci qua. Buonasera signora, cosa sta preparando? Strudel di mele, ma si può scegliere, non c'è solo lo strudel di mele, c'è anche la crostata ai frutti di bosco o la crostata con le noci. Stasera devo dire siamo partiti con i dolci, stranamente. Ricette particolari, segreti ci sono? Ognuno ha il suo segreto? Sono prodotti locali, sono fatte in Carnia, ecco, quindi oggi sono scese fino a Udine, ma sono prodotte su. L'esperta dei mirtilli ce l'abbiamo qua nella zona, oppure abbiamo qualche altra esperta, magari anche per la polenta, oppure Gli esperti della salsiccia, della salsiccia? i porcini, Vediamo. soprattutto del poaching dry. Andiamo da uno chef. Buongiorno, buonasera, mi scusi, buonasera. Allora, qua cosa stiamo preparando? Qua stiamo preparando il brodo di polenta per il Touching Bride, che sarebbe l'intingolo del podere, il menù vecchio della carne, diciamo, no? Il brodino di polenta che verrà accompagnato con la crema di formaggi misti di Carnia e eventualmente con i porcini. Allora, si fa sera, e guardate che alla fine Friuli Doc è stato inaugurato da pochissimo, da più o meno pochi minuti, e c'è già gente. Siete un po' meravigliati? Molto. Sono molto felice che sia già gente, anzi dovrebbe essere ancora di più. Però i controlli, sì, sappiamo che comunque con la questione dei distanziamenti, con la gente che comunque deve essere servita ai tavoli, non si potrà avere tantissima gente. Questo un po' vi dispiace, oppure Allora, va bene così i distanziamenti e non vi hanno creato problemi? io sono anche un ristoratore, quindi va bene così e modestamente per me meglio così. Così la gente è più coccolata e più invogliata anche a sedersi al tavolo, a mangiare e andare via, insomma, sta bene. Ok, allora lei mi ha fatto vedere il Touching Bride, il preparativo, e noi andiamo lì dalla polenta, dall'altra parte. Allora bisogna passare lungo la cassa, c'è già un po' di fila dietro di me, ma io adesso mi dirigo verso la polenta, che in questo momento è sguarnita. L'uomo della polenta? Ah, ecco, me la può spiegare come la preparate per Telefriuli? Si può andare... Ci fa l'arte della polenta, come si costruisce? Diciamo con elementi abbastanza semplici: acqua, farina e sale. Il problema è che bisogna stare attenti, logicamente, nella cottura, non troppo fuoco, non troppo sale, non troppo farina, e fino a una ventina, un quarto d'ora, minuti circa, si può aggiungere eventualmente qualche ingrediente se è sapido al momento giusto o se manca un po' di consistenza alla farina. Dopodiché il lavoro, diciamo, è controllare il fuoco e mantenerlo costante, sicuramente non alto, e con una cottura media di 45-50 minuti la polenta è pronta. Un prodotto intramontabile. Sì, quindi sembra strano ma vero, quindi con il progresso la polenta comunque non è mai cambiata. Grazie mille. Può fare una dimostrazione, magari girarla, farla vedere direttamente ai nostri telespettatori. Grazie. È la prima polenta di Friuli Doc quest'anno. La inauguriamo noi. La inaugurate voi. Tra 4 minuti verrà Servite ai tavoli. servita ai tavoli. Perfetto. Allora, Gian Domenico, aspettiamo questi 4 minuti. Certo, noi non possiamo restare qua anche se c'è un buon odorino. Andiamo verso la birra di Sauris. Ci dirigiamo. Allora, ci dirigiamo verso il Fricco alla polenta. Qua è già quasi tutto pronto, possiamo dire. Eccoci qua, Fricco e polenta. Da dove venite? Noi veniamo da Villa Santina, praticamente in Carnia, cuore della Carnia.
Il cuore della carne si conferma sempre Friuli Doc, perché vi confermate qua? Perché state bene? Perché Friuli Doc vi dà pubblicità? Perché è un'ottima manifestazione? Guarda, hai già detto tutto, quasi tutto, manca solo che ci dà il cuore perché abbiamo una risposta di cuore, noi veniamo perché la gente ormai sono tanti anni che siamo presenti, ci conosce, sa che trova al mangiare che risponde alla tradizione e quindi trova un bel posto, insomma questa è una bellissima piazza e infatti è l'unica piazza che inizia a lavorare e finisce per ultima. Voi la animate anche per 4 giorni all'anno, di solito la gente si lamenta che queste sono le piazze meno animate, eppure voi dimostrate che alla fine si può fare. Piazza Duomo è una piazza particolare perché io non ho fatto solo, ho anche fatto il mercatino di Natale eccetera, ho sempre fatto fatica sotto tanti aspetti, però credo che se si centra l'obiettivo nel curare, nel presentare quello che è l'anima del Friuli, la gente le risponde, noi abbiamo tanto cuore. Bene, allora noi andiamo a Sauris. Sì, abbiamo la birra di Sauris. Perfetto, vuole accompagnarci direttamente? Certo, allora eccomi, ci aspetto anche dall'altra parte, non sarà direttamente il signore a presentarla, ci aiuterà una ragazza che ci farà vedere come si spina la birra di Sauris. Buonasera. È un'arte anche questa. Assolutamente sì, la birra è importantissima, soprattutto la spinatura. È accaduta meglio ancora, la schiuma è importante perché mantiene l'aroma e soprattutto, allora qui non abbiamo sfortunatamente bicchieri in vetro, normalmente nel bicchiere in vetro sono 3 colpi di spinatura. Questo vi penalizza un po' anche per far sentire il gusto? Sappiamo che ci sono delle disposizioni, che bisogna tenersi di questi tempi. Però purtroppo in zona sagre, eventi non è concesso, giustamente. Però insomma, anche perché non abbiamo l'attrezzatura per poter sterilizzarle bene, ma ce la cambiamo anche perché viene giù bella ghiacciata. Il tempo e le temperature ci aiutano e una bella birra ghiacciata di Sauris, una Pils o la canapa, mangiando un fricco è la morte sua. Diciamolo pure che la crescita della produzione delle birre artigianali di questi tempi è stata vertiginosa e la gente ne apprezza sempre di più. Assolutamente, anche perché comunque il luppolo si presta alla crescita nelle nostre zone e c'è sempre più curiosità e soprattutto voglia di tornare un po' ai vecchi sapori, agli artigianali, alle cose un po' che si erano perse negli ultimi anni e questo è una meraviglia perché soprattutto i giovani hanno proprio questa necessità del ritrovarsi un pochino, soprattutto i vecchi gusti della birra, quindi quelli un po' amari, quelli un po' più rudi se vogliamo, però appunto all'abbinamento con le nostre pietanze, quali il frico, la polenta, sta benissimo, non possiamo dire altrimenti. Allora io le chiedo, torno di nuovo da lei per chiedere se le disposizioni del Green Pass possono penalizzare o meno. Ma guardate, ormai Voi siete abituati a venire qua, no? Questo per voi è il cuore, lo fate con volontariato, abbiamo visto anche tantissimi ragazzi, già vi premiano il pubblico. qua che collaboriamo insieme con le ragazze della Proloco di Maiano che ci danno una mano. Gian Domenico sta facendo vedere che c'è già la fila, sono tutti belli disposti, eccetera, però bisogna sedersi ai tavoli, bisogna essere belli. Diciamo che le cose si fanno e ci si abitua anche, no? I primi acchitti sono sempre quelli più difficili da impostare, ma poi le cose quando ci si abitua un po' piano piano vengono fuori e forse vengono fuori ancora meglio, perché se voi vedete, col discorso della gente che si mette in fila, mantiene la distanza, si siede sui tavoli, aspetta il servizio, si è abituato. Una volta noi qua avevamo un servizio veloce, diciamo, arrivavano, aspettavano lì sul banco e portavano fuori. Il discorso è cambiato, dal mio punto di vista è anche più lineare e molto più pulito come dinamica. È promossa questo tipo di manifestazione con queste nuove disposizioni, alla fine purtroppo è successo quel che è accaduto, ma ha dato un ordine. Ma sì, non c'è male che non ci sia un bene, dicevano i nostri nonni, no? E quindi insomma voglio o no, i tempi cambiano, ci si adatta, l'importante è che la gente abbia l'apertura mentale che serve, insomma. Benissimo, allora io la saluto, le faccio in bocca al lupo, noi di Screenshot non sarà altro che mandare facendo vedere ancora la fila che continua e anche tanta gente che rimane lì ai tavoli, magari la polenta sarà anche pronta, la nostra prima polenta inaugurale, la stanno portando avanti, credo, Gian Domenico, quindi vuol dire, eccola qua, ve la facciamo vedere, la prima polenta di Friuli Doc. Un bel applauso. Bene, speriamo che sia benaugurante.
Allora, noi mandiamo adesso l'intervista che noi abbiamo realizzato col taglio del nastro del Friuli Doc, dove sono stati intervistati il presidente Fedriga, l'assessore Bini, l'assessore regionale, il sindaco Fontanini, l'assessore Franz e anche i due, possiamo dire, madrina e padrino della manifestazione, che sono Milan e Navarria, i medagliati di Tokyo 2020. Ci vediamo dopo. Assessore Bini, questi eventi come Friuli Doc sono grandi eventi che richiamano turismo in una città che insomma pare essersi rilanciata con i numeri anche. Ma questi sono dei grandi eventi che fanno molto bene alla regione Friuli Venezia Giulia, fanno molto bene all'immagine della regione Friuli Venezia Giulia. Ha detto giusto lei, un comune di Udine che ha dato dimostrazione in questi difficili anni, perché non stiamo parlando di anni normali, di cosa significa saper investire, saper crescere e saper organizzare eventi come questi. Guardate, io ho già avuto modo di dirlo in conferenza stampa, le presenze dei turisti in Friuli Venezia Giulia in quest'anno sono state presenze molto importanti, abbiamo raggiunto il record di sempre per quanto riguarda gli austriaci, abbiamo segnato un più 3% per quanto riguarda gli italiani, abbiamo attratto dei turisti altospendenti, quindi sono molto contente le casse dei commercianti, degli albergatori, di chi produce. Ma devo dire che il record noi l'abbiamo avuto di presenze nel comune di Udine, mai così tanta gente come quest'anno. E questo io ho già avuto modo scherzosamente di dirlo, non è che avviene solo per opera dello Spirito Santo, ma avviene grazie alla capacità di un'amministrazione comunale di, come dire, creare dei palinsesti, investire risorse, attrarre risorse economiche, quindi siamo sulla buona strada. E la Regione cosa ha messo in campo? Tanto, la Regione ha messo in campo tanto sia da un punto di vista economico, ho fatto due conti proprio l'altro giorno, noi abbiamo messo a disposizione per il comparto tutto tondo tra investimenti, tra sostegni alla costruzione di nuovi alberghi, ammodernamenti, appartamenti ad uso turistico, grandi eventi, e circa 100 milioni di euro e sono soldi che la Regione Friuli Venezia Giulia non investiva per il comparto da tanti anni, quindi insomma oltre a crederci anche ci investiamo. Grandi eventi con il Green Pass, nessun problema? No, guardate, io sono una persona che ha sempre sostenuto l'importanza della vaccinazione, è l'unico modo che noi abbiamo per fermare questa pandemia. Il Green Pass è uno strumento che permette agli organizzatori degli eventi un controllo, che permette soprattutto ai partecipanti agli eventi maggior sicurezza. Poi insomma controllare tramite Green Pass a campione, come si fa peraltro e si farà quest'anno, non comporta sacrificio da parte di nessuno. Assessore Ciani, questo è anche un test per la sicurezza, per il Green Pass, per dispositivi perché tutto vada a fili liscio. Ma io non ho dubbi che fili tutto liscio ogni volta in cui abbiamo chiesto rispetto alla cittadinanza di Udine, l'abbiamo sempre ricevuto. Ovviamente si tratta di normative nazionali, un decreto legge che disciplina eventi quali fiere e sagre, seppur noi teniamo particolarmente a Friuli Doc e riteniamo che non sia una semplice sagra, ovviamente da un punto di vista giuridico è qualificato come una sagra, e quindi un decreto legge del governo stabilisce l'obbligo di Green Pass, e quindi ovviamente tutti gli avventori dell'evento devono essere in possesso di Green Pass. Le ordinanze non penalizzano neanche quelle, cioè il fatto di non poter bere direttamente all'esterno oppure fuori dai tavoli o portare il cibo in giro. Ma no, riteniamo che sia assolutamente invece un concetto che abbiamo peraltro già sempre stabilito con l'evento di Udine sotto le stelle, che non ha assolutamente creato alcun tipo di problema, anzi è stata anche quella una manifestazione particolarmente apprezzata dalla cittadinanza, quindi l'importante è che si tratti di eventi ordinati, ci auguriamo ovviamente con un notevole afflusso di persone, ma sempre ovviamente nel rispetto delle regole che ci devono essere. Sindaco, una battuta prima a lei, spero che vada tutto bene, questo Friuli Doc inizia sempre col sole quando c'è lei in amministrazione. Questa è una constatazione, sono 4 anni sempre sole e siamo contenti perché è fondamentale il bel tempo, perché è una manifestazione tutta all'aperto e se viene la pioggia le cose sono molto condizionate.
Quest'anno abbiamo anche la fortuna di avere 2 campioni con noi, 2 campioni ciclismo in scherma, che hanno dato lustro a questa terra, al nostro Friuli, e quindi è un piacere presentarli alla città in questo Friuli Doc. Navaria, un'emozione essere una madrina. Ma io ritorno nella mia città natale per essere madrina di questa manifestazione che valorizza tutti i prodotti del Friuli, quindi sono orgogliosa di essere qua. Più emozionata adesso o più sulla Podana? Ma sicuramente sono emozioni diverse, devo dire che io poi apprezzo un sacco i prodotti e quando ho potuto ho sempre portato in giro con me sia nell'Italia che nel mondo, e anche a Tokyo avevo il prosciutto di San Daniele, quindi non posso esimermi da essere felice qui, però credo anche che i prodotti friulani siano diversi, abbiano un gusto deciso e che forse contraddistingue anche come noi, ci contraddistingue noi friulani. A Maria piace il prosciutto crudo San Daniele, vediamo insomma a Milan cosa piace. Sinceramente vado sul classico anch'io, il prosciutto e anche il frico è uno dei piatti che adoro di più, ecco, delle nostre terre. Come ci si sente essere sul palco di Friuli Doc, essere chiamato per essere, diciamo, il portabandiera in questo caso della friulanità? Per me comunque è un onore essere qua, è un onore essere stato chiamato e veramente è una di quelle altre emozioni e situazioni che non si dimenticheranno molto facilmente, e quindi molto contento di essere qua. Hai realizzato tutto quello che è successo un mese fa? Sì, dai, sto ancora metabolizzando il tutto, però abbiamo fatto una grande impresa, se si può dire, e quindi sì, con calma. Adesso mi godrò ancora per un po' la medaglia che riuscirò a tenerla ancora un po' in tasca. Grazie mille. Una battuta solo a Franz, se possiamo, intanto a Franz. Tante piazze, tanti eventi, forse anche ci si dimentica qualche volta nella lunga carrellata che avrete in questi 4 giorni, ma dei graditi ritorni anche. Sì, è una grande soddisfazione perché in una edizione comunque molto complessa legata all'emergenza coronavirus abbiamo un grande ritorno delle Pro Loco, protagoniste nel castello di Udine, protagoniste nelle principali vie e piazze della città, e poi gli amici della Stiria che saranno in fondo a via Aquileia, e quindi un grande evento dal punto di vista enogastronomico, ma con molte iniziative anche nel settore culturale grazie alla collaborazione con l'università, con l'Arlef, e quindi una manifestazione che anche grazie al bel tempo che accoglierà migliaia e migliaia di turisti e sarà un'occasione per la promozione della città di Udine e dell'intero territorio regionale. Con questi 3 Friuli Doc che lei che ha fatto, questo è un po' il più difficile rispetto ad altri, magari per organizzazione, perché siamo fuori quasi dall'emergenza e quindi molto dipende anche da noi, dal comportamento della gente affinché non si ritorni nell'incubo. Sì, indubbiamente è un'edizione molto complessa da organizzare, ma come dicevo è un'edizione che ci sta dando grandi soddisfazioni, non solo per la grande voglia di partecipare a questa manifestazione, ma soprattutto perché segna una ripartenza non solo per gli espositori che sono i principali protagonisti, ma per la voglia di tornare in città che abbiamo già misurato quest'estate con flussi di turisti provenienti soprattutto grazie alla pista dell'Alpe Adria in città e in tutto il territorio regionale, quindi guardiamo con grande ottimismo a questa manifestazione e tutto questo ci ripaga dei grandi sforzi fatti dalla macchina organizzativa. Chiedo l'ultima cosa, l'importanza dei vaccini, perché c'è anche un punto vaccinale proprio a Palazzo de Ronco. Sì, ricordo l'obbligo del Green Pass per poter accedere alla manifestazione e in questo senso qua, grazie alla collaborazione con l'azienda sanitaria di Udine, verrà realizzato un centro vaccinale che quindi sarà a disposizione di tutti nei prossimi giorni senza neanche obbligo di prenotazione, quindi un'altra grande opportunità per poter vivere in serenità non solo questo evento qua, ma tutti gli eventi autunnali che ricordo sono numerosi, che l'amministrazione ha un programma molto ambizioso per rilanciare la città di Udine all'interno di un panorama internazionale. Cos'è secondo te? Jonathan, l'hai portata anche tu una medaglia? Vabbè, ciao. Eccolo. Dove stai? Non so, Maria, possiamo darla al sindaco di Gorizia? Scusa, perché ma io corro, con Italia. Ha guardato me, Jonathan che corre. Guarda. Posso, Jonathan? No, aspetta. Guarda.
No, pazzesco. Ma è pesante. E pensa che Miseria. per una corsa anche breve io uso la... Pendiamo, L'unica volta nella vita che tocco una medaglia d'oro delle Olimpiadi. Testimoni, potete dire che ho toccato una medaglia. Medaglia da lui, però non è tua. Se uno guarda tutto. Presidente, iniziamo con una battuta. Sei più emozionato adesso a presentare Friuli Doc oppure vedere queste 2 medaglie d'oro che hanno portato il Friuli in alto nel mondo? No, stanno insieme, stanno perfettamente insieme, voglio dire, sono le eccellenze del Friuli Venezia Giulia, dal Friuli Doc con l'agroalimentare che viene oltretutto promosso, ovviamente le bellezze turistiche con i campioni olimpici della nostra terra, tutto aiuta a far conoscere di più e a promuovere la nostra terra, sia dal punto di vista sociale che da quello culturale che da quello sportivo. Ad esempio il Green Pass permette di organizzare eventi come questo e come ho sempre detto il Green Pass permette di aprire di più, permette di tenere aperto e mi auguro che continui così. Noi abbiamo un aumento di contagi, ma devo dire non proporzionale fortunatamente all'aumento di ospedalizzazioni che vedevamo invece qualche mese addietro. Quindi in questo momento il Friuli Venezia Giulia sta tenendo, grazie a una campagna vaccinale efficace, ci auguriamo che più persone partecipino alla campagna vaccinale e grazie all'utilizzo di Green Pass per aprire determinate attività. Ecco, su questi temi 2 commenti, Presidente. Uno, l'EFAC ha approvato la terza dose di vaccino e l'altro appunto l'estensione dell'obbligo della vaccinazione anche per chi lavora nell'RSA. Diciamo su questi 2 temi e ovviamente al tutto il personale scolastico universitario. Questo per quanto riguarda l'estensione diciamo, del Green Pass è sempre utile proprio a fare quello che dicevo prima, ovvero permettere di proseguire attività, e l'NSA come capite non ha alternative oltretutto, con il Green Pass. Dall'altro se la terza dose, come ho avuto modo di ripetere anche nella giornata di ieri, ha dato l'ok alla terza dose perché è utile soprattutto nei soggetti più fragili, penso che dobbiamo correre e iniziare subito, perché noi non dobbiamo perdere tempo, perché stiamo vedendo anche che soprattutto in immunodepressi dove i vaccini hanno una formazione di anticorpi che decadono molto velocemente o che magari non sono efficaci, la terza dose invece aiuta ad alimentare il sistema immunitario e a difendere le persone più fragili dal Covid. Quindi partiamo, noi siamo pronti come Regione. Allora, le interviste le abbiamo trasmesse con tutte le autorità, non resta che salutarci con i primi clienti di Friuli Doc. Abbiamo trovato 2 ragazze, 3 ragazze anzi, tutte e 3 alla presa con lo strudel. Sì, è buonissimo, com'è? speciale, buonissimo. Prima edizione di Friuli Doc oppure abituata a venire a questa manifestazione? Sono abituata, ogni anno vengo. È cambiata un po' in questi anni? E sì, c'è sempre molta gente, però il clima è diverso, siamo molto più attenti a rispettare le norme, con le mascherine e tutto, almeno si cerca, insomma. Una manifestazione un po' più ordinata, che è anche più bella alla fine? Sì, decisamente, abbiamo anche potuto, ovviamente siamo ancora all'inizio e di conseguenza c'è ancora poca gente, però diciamo che si vede già come è organizzato meglio e si spera che sia bene anche quest'anno. Perfetto, ok, allora io saluto queste ragazze e lascio mangiare giustamente, anche se il piatto non si raffredda perché è comunque uno strudel, è un dolce, siete già arrivati al dolce prima della serata insomma. Bene, allora a me non resta che salutarvi da Friuli Doc, sperando che sia un'edizione che durerà 4 giorni con tante novità all'insegna del bel tempo, ma anche insomma dell'ordine pubblico, sperando che non accada nulla, perché dobbiamo ricordarci sempre le raccomandazioni di attenersi a tutti i tipi di disposizioni e ordinanze che ci sono affinché vada tutto bene e sia un autunno un po' più tranquillo. Grazie, Davide Domini, Gian Domenico Ricci in diretta da Piazza 27 Settembre, saluto a tutti.